diretta? You mute. Ta 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 ta. Aspetta, allora vado ad accendere le luci, così sono Accendi le l'impianto luci, luci, vado? Vai, accendi le luci. Attenzione. Accendi le luci. Tanto mi condivido su questa pagina qua. Vediamo se cambia qualcosa. Adesso Attenzione, perché sta spaccando, te vedrà tra poco com'è che verso tutto il mio impianto luci. Ciao. Ok. Mi allontano dal mixer luci. Va bene questo effetto? Fantastico. Fantastico. Guarda che roba. Mamma mia, cioè siamo bei come il solito. Mi spegnessi qua perché non è superabile secondo me l'impatto. Allora, questo facciamo così. Ok. Allora, volevo parlare del titolo. Innanzitutto se c'è una colazione coi tumbani. E Sì. indovine Chi sei i tumbani? Per giusto, sarebbe sta più simile fare colazione dai tumbani. Sì, però dopo magari Ma siccome siamo al Tommaseo, era brutto. che abbiamo paura che dopo Che quelli dopo dice ma come magari chi sei ci se tumbani, fossimo se noi fossimo noi tumbani. quindi che coi tumbani come siamo noi quindi sì. abbiamo sacrificato un po' di somiglianza col titolo originale per addossarsi le colpe dei tumbani. Esatto, questa è la prima roba che gli ho detto a mia moglie ieri quando la mega ha contestato il titolo. Sì. Io dico, non potremmo dire dai tumbani, era brutto. Cominciamo già mettendo le mani avanti. Mettiamo le mani avanti. Se dopo Riccardo del Tommaseo dirà ne va bene di essere noi i tumbani, Sì. noi li chiameremo dai tumbani. L'importante è che questa sia la puntata zero, Ok. quindi non sappiamo ancora chi che siamo neanche. E sappiate che Produzioni Domace, questo è un altro prodotto delle produzioni Domace, Esatto. che mio bisnonno cosa diceva sempre, questa è una frase che non ce l'ho mai dimenticato di dire, alle produzioni Domace clicca sempre mi piace, e questa è una roba che diceva mio bisnonno. Nessuno capisce niente per 40 anni, 40 dopo anni, si arriva... mia nonna si è morta, Ecco questo questo- dubbio. Cosa del clicca? Comunque queste luci sono utili, devo dire, perché sennò che avessimo avuto il sfondo Sì, completamente bianco. morto, no? Un poco morto, invece così ha una sua vitalità. Spero che se senti le nostre meravigliose voci, insomma. Andiamo a vedere? Andiamo a vedere. Andiamo a confermare un controllo audio, perché questo qua è la puntata zero anche per questo, per controllare che se senti, che se vedi, che se qualcuno e soprattutto... Andiamo a vedere? Sì, si sente. Un controllo audio. Adesso ne è arrivato con controllo audio. Ciao a tutti, basta solo che non gratti, questo è il problema. E cosa faremo noi? Faremo un ciclo di questa colazione. Ora te vedi? Che dici? Sempre al bar al coperto triestico, di garaggione. Tipico, non fora col fresco per anche obbligarsi un po' al movimento che riscalda. No, noi al chiuso, al calduccio, E tipico soprattutto triestini. Non a sentito. scrocco, perché noi adesso faremo questa roba. Oggi abbiamo cominciato alle 10:10, che non è vero. Sì. 10:10 perché mi è venuta in mente questa cosa. Avevo una mia amica che lavorava in gioielleria. Sì. E mi diceva che gli orologi viene tutti quanti settati alle 10:10 perché è la forma del sorriso standard. bello. Quindi era bellissimo. Dopodiché ieri tardi perché non avevamo il giornale, quindi come cominciamo In più più, se te scrivi alle 10:10 viene fuori la ora io. Io, Che ora sei? anche un po' di ego, che giustamente sta. Mi ho già finito il mio succo che ho bevuto, che era un succo al pomodoro, perché non sono un circa come lui che bevi succo di albicocchetta, mi bevo succo al pomodoro. Andiamo a parlare di questa roba del succo al pomodoro. Secondo me non può esistere, fa veramente schifo. Ma di questo ti viene a voce di scalfaro immediatamente. Tipo? È veramente di grande importanza ricordare. No, secondo me il succo al pomodoro non può essere, è come se uno mi dice, cioè, è come se te dicessi, ieri mattina bevo un bicchiere di pesto. No, se ne Perché su quale? È un ingrediente che normalmente viene usato per altro e me lo bevo. Però, Bevo un a parte che adesso- bicchiere di pesto e... Beh, il pesto Col da fatto, sale. è già uscito dalla pasta asciutta il pesto, perché lo usa anche per fare le guarnizioni dei piatti fighi, tante volte metti questa ghiozza del pesto, dove te butti il pomodoretto e Ma te l'ho mai visto nel bicchiere? Non l'ho mai visto nel bicchiere. Ma perché no? Vabbè, ma se cioè, non ti puoi bere quella roba lì. Cioè, Perché però no? È il pomodoro. Uguale, se sale a... Cosa è il pomodoro? È un frutto. Il pomodoro è un frutto. Inutile farsi. È un frutto il pomodoro. Inutile star là. Non arrivo a ribattere, devo pensare che... Comunque, Guarda, signori, guarda, te vedi un altro, succo pomodoro è come pizza strugata.
Che però la pizza struccata... Allora, beh, tra Pensiamo. l'altro, se uscita, ho visto un paio d'anni fa, era la pizza in cono, non so se vi è capitato di mangiarla, era sta pizza sul, tipo a forma di cono gelato e te mangiavi la pizza da passeggio a cono. Sì. Boh, mia moglie sta male, però non c'entra. Probabilmente era un po' lievità, poi da lei ha scoperto che aveva problemi con il glutine, però lei era venuta. Cioè non era colpa mi del ricordo- cono, non era colpa problema lei, del aveva glutine. scoperto che aveva problemi del glutine, ha vomitato il mondo, povera lei era venuta a vedere una serata nostra come si Aronchi, chiama? Aronchi, adesso mi faceva ricordo. quella roba sugli azzi. Ma lei l'ha scoperto del Non so se l'ha scoperto, nel senso, però sta proprio un mal con quella pizza, ma malissimo. Cioè, meno male che un attimo prima mi non godito e ringraziamo gli amici della pizza del Sì. quel che magari perché no, mi è No, morta ma praticamente. probabilmente è anche buona. L'unica roba è che secondo me, anche con le mani, te senti quel gusto un po' di pasta cruda, perché te ga come se non fossi arrivato alla conclusione tutta la lievitazione, non becca bene il non so, se mi è capitato un due volte di sentire questo gusto di pasta cruda. In ogni caso il The Bever non si può. Come, però anche il brodo lo bevi, te l'hai mai visto? Mi lo Dici un bevo il bicchiere di brodo, brodo. mi Ma adoro. non avevo dubbi che ti Mi bevi il adoro. brodo. No, ma mi te dirò di più. No, mi vergogno. Dai, dai. Allora, a me Io mi metti è il formaggio. capitato, no, mi è capitato intorno ai 26-27 anni, mi ricordo circa, che qualche volta mi facevo, ma è proprio tutto sbagliato, acqua calda di spina mettendo sul caldo e mettevo brodo granulare. e Porco Giuda. Ricordemo che nella canzone La luce dell'Est De Battisti e Mogol, luce dell'Est perché loro che aveva fatto un viaggio in Slovenia, non so se Slovenia e Croazia non volessi dire una cazzata, luce dell'Est bevendo un brodo caldo, che follia, quindi tutti che sei universalmente riconosciuto bevendo un brodo caldo, che follia. Ma Perché che follia per loro che sei italianazzi, per loro dell'Est era normale bere un brodo caldo, per me è normale, cioè la bevuta del brodo de carne, la faccio sempre il piccio e che dicevo mia mamma mi dà una tazza di brodo scetto. Brodo scetto. A sto punto va raccontata il brodo con Flavio immobilizzato, perché questa roba che dobbiamo fare stamattina, in realtà dobbiamo fare la conferenza, Sì. la rassegna stampa. Sì, ma la femo. Però Va. Femo, ma la femo. No. Racconta del brodo perché È il brodo scetto, cioè... no, del brodo sceto, quando che Cos'è? ti eri immobilizzato tua mamma si aveva col brodo. Sì, boh, allora, se vedi, mica anche i traumi legati a questa roba qua. Mi è capitato che avevo la gamba in gesso, perché mi sono rotto la gamba, ero in quinta elementare che avevamo fatto la gita con la scuola in montagna, io non avevo mai sciato, ho provato ma con terror e con paura del giudizio altrui, perché avevo sempre paura di essere molto giudicato di piccio. Con paura, mi sono buttato male e mi sono rotto la gamba, mi sono sciando, mi sono spaccato la tibia, quindi avevo tutto ingessato fin qua su e era i giorni proprio che avevo il diavolo dall'altra parte che mi guardava e rideva perché era tutto contro di me in quei giorni là, quindi mi sono rotto la tibia, mi è morto il can, è finito sotto l'autobus il mio cagnetto. Sotto l'autobus? No, sotto l'autobus, no scusami, sotto un'auto, perché era l'autobus fermo, lui si è passato oltre, l'auto ovviamente poveri non lo ha visto e lo ha nettato. E mi ero in letto che ho avuto sta notizia che serviva a mia sorella piangendo, che la stava andando a scuola con l'autobus, la serviva a casa piangendo e mi ero sul letto e ho cominciato a sbattere pugni contro no, non può essere, no, il mio cagnetto. Non devi neanche sfogarmi, non devi devo neanche fermo. sfogarmi. Bon, giorno dopo probabilmente mia mamma dice, boh dai, fermo che è un bel brodo caldo, ragazzi, che se calmi così. Prepara sto piatto davanti, mi con la gamba tutta ingessata, la mia mamma mi sta per mettere il tocco dell'esso dentro il brodo e che casca dall'alto. Se finito dentro mi si arriva sta macia di fuoco qua. Ti fermo. No, urlando e saltando con la gamba in gesso, fin qua su avevo la gamba in gesso. Urli così, cioè, mi è capitato tutto in quei giorni. Tra l'altro mi sono rotto la gamba su un monte che si chiama il Branchetto Monte Tomba. Che non Anche esiste. quelli della scuola, Che non sa mai esistere in realtà, abbastanza mostri quelli della scuola che ci sono sul Branchetto Andiamo a fare la Monte gita Tomba. sul Dove andiamo? Branchetto. Viva allegria, Branchetto Monte Tomba in compagnia. So che mi ricordo che sono stato anche una notte in un ospedale, mi pare in zona di Verona,
che qualcuno mi ha fatto il gesso, roba del genere, e mi ricordo che è venuto a ciorme in braccio un maestro dei sci e mi ha portato E te che ha via. lanciato su della pista Mi nera. ha detto, ma cosa ha fatto? Lo porto o lo maleotato? Vai, fai Furian! Uè! Cosa spizzava la gamba in gesso, te segretavi con la cazzetta. Ah, e la O cazzetta col si chiamava. No, al femminile. Col cazzetto che E mi da là- cantavo. e da là si iniziano i miei primi problemi. Te lo dico. No, sì, era complicato quella roba di grattarsi, mi ricordo. Però io ero veramente grembano nell'andare in giro, anche con. Cioè non ero bravo, mica avevo visto, dopo era un ascole che si era rotto la gamba come me, che con queste stampelle le andava sotto per le scale con la velocità della luce, storno, arrivava, io cisto. No, non so perché. Certo che se bevi il brodino al Drocchedisi, anche Patrizia, saluti da Graz, ovviamente. Bevere il brodo ti dà un senso di calma, ti te senti sto odore del caldo del brodo e sto profumo che ti avvolgi e sei calmo, ti dà un senso di. Brodo cioè faccio un po' di fatica ma comprendo, perché se comunque sei in piatto o sei in bicer cambia mi mettevo la nelle tazze, tipo forma. una tazza del caffè latte, mettevo il brodo. Ho solo una difficoltà psicologica perché, però Sì. capisco, Non tocciavo ma i non, biscotti. non sai che c'ho una passata del frigo. Ma non sei una passata, sei un succo. E la rimetto là. Non E stavo cosa- bevendo, c'è una differenza tra il succo e la passata. Senti, è molto più liquido rispetto alla passata che è molto densa. Quindi più passata anacquada. anacquada, una passata anacquada. Probabilmente se puoi farselo anche in casa. Io proverò, a questo punto proverò a farmi il succo in casa con la passata anacquada. Noi che abbiamo qua, Insomma, le notizie, diamo il piccolo. Allora, Andiamo. intanto arriva piglia subito, perché se 207 milioni che arriva sì, a noi. Tanto se noi molo ricordiamo, ottavo. noi siamo finanziari del piccolo, no? Non Sì, so vero in realtà, no, non so siamo- vero, no. tra l'altro Anzi, sono semmai piccolo. ne denuncerà casomai. E ne denuncerà nel momento che lo chiamerò il bugiardello. Però si sbaglia a denunciarmi perché il mio non è una denunzia al piccolo il fatto di dire È un bugiardello, è un omaggio a mio papà, che chiamava romanticamente così? mio papà lo diceva adesso demo con una lettera il bugiardello. Ti sa sempre il Ma bugiardello. secondo me Quindi è una roba romantica. ha un'accezione carina, cioè nel senso Che comunque la gente lo leggeva stiamo lo stesso. approfondendo una roba Comunque pericolosissima. la gente lo leggeva lo stesso, Ma da sapendo sempre, sì, si doveva eh. cagare. No, scherzo. No, la gente leggeva lo stesso nel senso che affettuosamente diceva vedemo cosa che il disi, però restava parte del patrimonio cittadino, culturale Se comunque cittadino. bravo, te che fa bene, se comunque il nostro riferimento per oggi. Per oggi, mi dopo qua guardo anche Trieste prima, dopo qua voi a ridere Trieste Caffè, ma scherzi. Buonasera signori, un saluto da Luca Massi, molto bene. Noi faremo questa rubrica per un Sì. periodo qua, in questo tavolo qua, che siamo Al Tomaseo, al Tomaseo. colazione a Tumbani, voi venite Sì. dentro dalla porta dove c'è il bar, giri a sinistra dove c'è la sala grande, non nella prima nicchia, noi siamo quelli della seconda nicchia. Siamo quelli della seconda nicchia. Andiamo a girare. Sì, Guarda, hai visto? sì. Questo è il Tomaseo. Sì, il Tomaseo quel vero, Tomaseo, non so che sia un sfondo finto. Sai che abbiamo fatto col chroma key i sfondi che non esistono. No, questo è Siamo il veramente Tomaseo. al Tomaseo, cioè è una realtà. E faremo questa roba, quindi se un giorno voi volete venire qua, ve sente, ve paghe, perché non so che ve pagheremo noi, anzi No. ne paghe noi la colazione, e potete venire a vedere questa roba dal vivo che faremo a Occio fin giugno, ma Sì. chi può dire? Il Magari venerdì se- mattina dalle ore io. ma per magari una prima, mezz'oretta. magari dopo. che Comunque per il magari. momento restiamo su io. Comunque allora, notizia importante è questa che arriva a 207 milioni per fare il mole ottavo. Mi mole un ottavo. Molo, Molo cioè, un guarda che ottavo, molo ottavo, un se ottavo. veramente è un simbolo Sì, ottavo. ottavo. È fantastico. E Quindi insomma, questo che avevamo, Porte Trieste, ok, 207 milioni. 207 milioni, non so. Non so pochi, eh? Non so valutare se è tanti o se è pochi. Mi è parza tanto tutto. Quindi sarà giusto, 207 milioni, non so quanti lavori si fa con 207 milioni, se si fa tutta una roba, o se dopo i 207 milioni arriva a un certo punto e dici orca ciò. Però secondo me non dimentica di calcolare che dovevamo fare anche quel, non bastava 207 milioni, che voleva 700. E adesso, non so, Diciamo che queste robe normalmente
funziona così, cioè Sì. siete su un preventivo e durante lo aumenta. Sì, lievita. Non so se è normale che sia così, perché comunque quando uno fa un concorso dici, boh, mi sta su questa cifra, no? Vinzo, e dopodiché si scopre che costava il doppio e a quel punto te l'ho fatta, che ha fatto metà, questo va te lascia a metà. E non te puoi. È un bel problema, però evidentemente è un metodo che... Non te puoi anche perché se no in quel caso i 207 milioni te li butti in scovazze, quindi piuttosto se meglio mettere altri Mettiamo soldi altri vicini, 200. perché se no poi si butta totalmente in scovazze. Questi diventa un surplus che fa male al cuore, che tanto insomma bisogna trovare modi insomma, per dar multe ai mulioni miei. Qualcosa si deve fare, qualcosa si deve Non fare. soldi, soldi che arrivano, dall'Europa questi qua arrivano, soldi europei, Quindi gratis, gratis, questi soldi europei. ne li gratis. regala, possiamo fare quel che volemo. Questi soldi che arrivano dall'Europa, se gratis, cioè se loro ti dici, siamo buoni, Vi regalemo. Fai quel che vuole. tegnimoli, no, fai quel che vogliamo noi, ma tegnili, tranquilli. A Venezia sì, ma con il ticket si parte il 25 aprile, Cioè, dalla si prima va a pagina. Venezia Cioè leggiamo col c'è ticket. un'idea di deterrenza sperimentale. Un'idea di deterrenza e sperimentale e congiunzione che non andrà a chiudere la città, Ma bisogna pagare per entrare. ma la renderà prenotabile, ha sottolineato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Abbiamo il dovere di preservare i grandi centri storici. L'esperimento nella città antica di Venezia partirà il 25 aprile dalle 8:30 alle 16 per 29 date. Quindi Il un- contributo d'accesso costerà 5 euro. Quindi un miliardario cagone può decidere, oggi facciamo Venezia, paga tutto lui e dice non può venire dentro nessun altro. Un numero chiuso, pago tutti gli ingressi miei. Tanto c'è un tot di persone che vogliono entrare. Un miliardario cagone può dire oggi Venezia è mia. Andiamo a vedere quanti posti che c'è. Può essere interessante, se è vero. Questa è una roba C'è un interessante. piccolo bug in tutto questo. Allora, vediamo quanti posti c'è. 151.000 le persone esenti che hanno prenotato il proprio... Esenti? Da cosa? Hanno prenotato il proprio ingresso a Venezia nei 29 giorni in cui è necessario un contributo d'accesso. Quindi se 29... saluti da Dedrio, ciao! Con la pizza, che meraviglia! Dove sei andato? Ho perso il segno importante. vabbè. Chi ti hai detto che ha fatto il militare a Venezia? Io ho fatto il militare Quindi all'Arsenale c'è di Venezia. sempre tanta gente? Sì, madonna, mi facevo l'alza bandiera in piazza San Marco, amica Monade. Facevo l'alza bandiera in piazza San Marco e io mi cagavo addosso perché avevo paura sempre che si ingroppi la bandiera e conoscevo i capi e sapevo che si arrabbiava tantissimo se si ingroppava la bandiera. Si ingroppava la bandiera? Sì, perché te devi tirarla fuori da una specie di grande baul. Dopo era uno sotto che metteva i ganci e ti dovevi tirarla su con regolarità, perché se te andavi un pochettino irregolare questi cominciavano a ingropparsi. No? Era un disastro, si ingruppava. Vilipendio della bandiera, fucilato in piazza bandiera. San Marco. Sì, e dopo tu ti tiravi su e erano tutti i giapponesi, perché era già i giapponesi, esisteva Ah, già- sì, sì. esisteva già i Ah, non li giapponesi. hai inventati dopo. Sì, può essere anche che sia là, che spunta fuori in certe situazioni, che aveva già la loro da macchina terra fotografica. come thriller, non mi frega a mano. Sì, che aveva già la loro macchina fotografica, era pronti, perché erano gli anni dei giapponesi con le macchine Che fotografiche. se diceva che veniva, fotografavi, copiava tutto. Esatto. E ti eri là che ti facevi sta roba, insomma, in piazza San Marco aveva il suo effetto e che avevamo la divisa più brutta dell'universo. Perché? Per fare sta roba qua. Perché era una divisa che era un ibrido, noi eravamo marinai servizio antincendio, quindi pompieri della marina. Ti metti una via di mezzo tra il vestito del marinaio e il vestito del pompiere, che sono una specie di ornitorinco, cioè è proprio tutto sbagliato. È brutto da vedere, nel senso cinturone del pompiere con il vestito coccolo del marinaio e col casco del pompiere e che te va su questa roba, te lascia di parte, roba che non aveva tutto sto senso, era tutto brutto, stivai brutto, tutto sbagliato. E boh, e te facevi sta roba qua. E mi ricordo che noi arrivavamo, veniva a giorni col piccolo motoscafo, le portava in piazza, Paralezza bandiera. andiamo a fare l'alza bandiera. Ma se ancora lo fa a Penso mano che o sia la è mia elettrico? esibizione. No, non penso che sia elettrico. Se No, immagini. no, a mano. Sì, a mano. Ma sì, dai. Cioè. Ma anche in Piazza Unità penso che sia a mano. Da come si è fatto penso che sia a mano. Qualcuno sa se in Piazza Unità... Beh, in Piazza Unità sì, non ho mai visto motorini. Ma no, ma anche Piazza San Marco, se no diventa triste e brutto. Insomma. Certe volte era il battaglione San Marco che veniva dicendo parole in americano su quella roba, in italiano su quella roba super americana, Ma in veneziano o in italiano? no, in italiano. Perché sarebbe Dopo stato no, figo. finiva e dopo che andiamo a vedere i Pink Floyd. Veneziano.
Sì. Che No, a proposito era di figo. Pink Floyd era il periodo che ti eri là. Che eri Mi Pink son, Floyd. sì, sono andato Coco Fine Militar, l'anno dopo sono andato a vedere i Pink Floyd. L'estate figo. successiva sono andato a vedere i Sono Pink tra quei Floyd. che si cascati in acqua? Non o sono no? tra quei che si cascati in acqua, ma era molto facile che succedesse. Anche perché io non ho mai visto tanta gente a Venezia, che ne ho vista tanta, ma la questa impressione. Ti arrivavi sui ponti e te si inciodavi in mezzo perché era troppa pressione da una parte e troppa pressione dall'altra e ti ribloccavi in mezzo. E quel giorno purtroppo, ovviamente per far sentire la loro voce, quei dei vaporetti che aveva fatto sciopero, quindi non si poteva muovere, bisognava muoversi solo a piedi. Oh, Un disastro, Madonna un disastro. santa. Era sciopero dei treni e dei vaporetti. Mi de notte che ho fatto il ritorno da Venezia a Mestrapie, sulle rotaie. Ma ieri tantissimi. Dio mio. Sì, un condotto totale. Bon, però queste non sono notizie di oggi, sono notizie di ieri che c'è sempre per No, ricordare. manca una bella cosa qua. Mica ho detto male perché l'ambasciatore Tirchio, ho detto, Dice visita Trichio. Fiume e Abbazia, la comunità si è unita. Ho detto Tirchio. Ho detto, ma come Tirchio? Dopo questo non vuole essere maiuscola, no? Però anche Trichilo non c'è sto nome che spacca, dai, ti sembra la No, verità. secondo me ogni cognome devi avere una carriera adeguata. Cioè non puoi dire mettiamo Costa e faccio delle navi No. con prezzi molto alti. Te hai visto che sei adesso quelle che devi controllare, come si chiama, le robe sulla siccità in Italia, che si chiama dell'acqua. Cioè, no, poi chiamarlo dell'acqua. Boh, A tal proposito, l'altra volta che avevo scritto una roba su Facebook che è molto interessante, perché l'avevo cosa scritta hai scritti? sul fatto dei... Siamo mona dei complottiste, scritti, è interessante. Sì, mi è interessante, sui cognomi con una logica grammaticale, no? Come vinci guerra, bevi l'acqua. E mi sono sempre chiesto Cantarutti, da dove viene fuori? Perché ha una logica anche questa, no? Cantarutti, bevi l'acqua, Diodato, Diodassi. Che Manganelli, se sta Nelli che fa cartoni giapponesi. Sì, esatto. Nelli che fa il manga. Qualcuno sa l'origine del Cantarutti? Cioè, se era una roba che gente che si divertiva a tavola? Dove sta? Sì, è quasi l'equivalente dei Cantarutti in sloven, perché bevi l'acqua se vodo pivec, no? Abbiamo detto. Cantarutti in sloven quasi è l'equivalente? Io non lo so. Vado a cercare adesso traduzione. Intanto mi legge il report sulla cabinovia, riaccende la polemica a ricorsi e controstudi. Quindi non sembra il comitato Nuovo Via e le opposizioni vanno all'attacco sulle compensazioni e una missione di potenziali rischi mercoledì il pronunciamento del TAR. Noi non diremo mai quel che pensiamo su Una- via perché non siamo mone. Grande pagina e se è ancora provato. così. Sì. Come che si dice Cantarutti in sloven? Se peti riganie. Vediamo se si può farglielo dire. Ah, Sì, no. no. Ah, Canta però un se, rutto, se lo traduci, te lo ritraduci, diventare cantare un rutto. Sì, Che lo fumo dire dici cantare un rutto. sì. Però una sarebbe bello traduzione. sentire peti riganie, mi volessi sentire. Sì. Se che si vede che in sloveno non ha... Che fastidio. Non lo ha. Comunque c'è scritto peti riganie, non so se come che si dice dopo. Scritto con la J. Boh. Voi cosa pensate della questione Ovovia? Ma io Cosa non dico si niente. fa? Mi non voglio Non te la voglio. esporme. Non te volevo via, non quindi, voglio esporme su questo fatto perché so che se è una roba. Cioè, allora ti dico, se fossi uno che va a casa e che mette il pilon dentro sarei infastidito. Ma non sono uno Quindi, che che mette il pilon dentro. quindi espropriazioni e ciao. Ciao e Dio. No, non so, dai, è difficile. Cioè, a me mi ricordo che mia cugina che aveva una casetta in zona. Canada. No, era vicino alla Slovenia, zona rabuiese. E che aveva questa casetta con stortisel, spazio, tutta campagna. E a un certo punto, davanti a questa tutta campagna, si è trovato la superstrada che veniva con sti piloni grandi, così, però nessuno che ha detto se fa o non se fa, o che ha chiesto, se fa. E basta. C'è anche dopo- tante case che te le compri vista mare e te fa un palazzo davanti e te vista palazzo e te Vista palazzo. a livello economico sono un disastro. Boh. Sì, tra l'altro una roba che te puoi mettere è obbligare a quei che fa il palazzo far disegnare un murales di un mar. Quindi Sì.
che uno poi, dice cioè per legge, almeno quello. va bene, Almeno quello. uno dice a Dici, posto. bon, se è così va bene. O con un videoproiettore puntato sul muro del palazzo che ti fa quelle anche Roma. Le Quindi uno si onde. affaccia e vedi della gente affacciata nel mare, però va bene, è un piccolo compromesso per avere comunque la vista mare. Bisogna E ti dirò, comunque perché te accettare. che deve vedere vista Golfo di Trieste? Te proietti le Hawaii, Le Hawaii. oceano aperto, squali, gente che fa surf. Gente mangiata dai squali. Gente mangiata dai Podemos squali. alla fine in fondo. Sì. Dobbiamo fare la roba a metà. Altra notizia che ho visto invece su che sono di Trieste 6, che sta venendo fuori robe sul fatto che avevo scritta anche da un politico, tra l'altro, che non citerò, Paolo Menis mi pare, che aveva scritto sta roba qua della Iozza, che sta tornando fuori la Iozza cragnosa storica. Infatti andremo a fare un giro per vedere se è vera questa cosa, se è importante, perché io non so se la campagna Galleria era fatta per eliminare la Iozza. No, però si è parlato tanto della Iozza Ma cragnosa, sì. no? Del bruco che serviva per bloccare. Però se c'è l'acqua così, Ieri era il ti bruco, tappi. ieri era il... Non so mai il vermo, il bruco, come si chiama? Guarda, chi prendi lo che ha fatto? L'ombrico. L'ombrico, te hai ragione, è l'ombruco. Bravo, è vero, era l'ombrico. E là, insomma, dai, cioè non so se era il grande problema di Iozza, ma era uno dei problemi di Iozza, è il deterioramento della Iozza. Però l'acqua, ragazzi miei, è stata così. La trova. Daremo a verificare, se metteremo là in galleria, staremo là tanto se aria buona, perché la Da galleria quando che è l'hai stata fatta, sistemata. c'è un'aria che è invidiabile. Ci piazzeremo là e andremo alla ricerca di questa Iozza che, ricordiamo, c'è stato un piccolo periodo della mia vita che avevo l'auto senza il tetto, cioè non che non aveva il tetto, era cabrio, e quando andavo a trovare i miei passavo di là, No, mi arrivava se arrivava? una Se la beccavi? Sì, dentro in auto per Che tutto, tristezza, una però, no? Sì. Eh? Cioè, Sì. che tristezza fare il figon, No, fare il cagon Allora con il cabrio. adesso vi posso dire il cabrio, adesso voi vedete la gente che ha il cabrio e dice wow il cabrio, ma adesso vi devo svelare perché mi ero dentro il cabrio se lo godi un mese all'anno, perché quando c'è troppo freddo, te quando c'è chiudi. troppo caldo, c'è troppo caldo. E dopo per il resto, quando piovi troppo, te entra acqua dentro, Sì. un casino. Quindi un casino. se è mussati, o troppo caldo, o troppo freddo, Diciamo o piovi. d'estate, de sera, Che bellissimo, son guarda figone, essere in moto, son ma figone. solo là, per il resto Però, dell'anno, gas senso. ti arrivi a casa così, ti cavi io c'hai, te piangi. Ha Questo qua è. senso se te sono un miliardario e che ha quell'auto che la usa 5 giorni l'anno e dici facciamo il figo. In generale, se sono miliardario, un po' tutto che ha senso anche andare a Venezia, che ha ha tutto, tutto tutto senso, quanto anche che ha perché c'è un altro Venezia. significato. Ti dici, ma sa cosa? Ha senso che ho questo prodotto in sconto se sono miliardario? No, io non io lo prendo vedo. i buoni prodotti perché sono miliardario anzi, grazie a... voglio quel prodotto di sconto, ma esigo che non mi faccia il sconto perché mi Non voglio sconto. sconto. Cosa? Ma Mi dà cosa? fastidio. È tutto un po', allora, è tutto un po' più facile. Quindi, se volete che siamo miliardari per rendere la vita facile, noi siamo Sì, disponibili. lo voglio. Olimpiadi di statistica, un gruppo di triestini si qualifica agli europei. De cosa? De statistica. Cosa serve? Perché uno va a fare gara di statistica? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Il 20%? Quanti triestini? Lo Siccome 0,1%. questi che hanno vinto i mondiali di statistica, Ah, le Olimpiadi di statistica, che sono quelle che fanno gli europei, sapeva già quali sarebbero state le percentuali del successo Ma- e quindi si è iscritto il numero giusto per entrare. Gli ha vinto d'altra parte. Ma che vita te fa se te scegli di fare Ma una statistica? No, penso scusa, che dai. se- I Gaverà i loro buoni motivi e non sono qua a giudicarli. Mica ho visto tipo mio figlio Tobia che è bravissimo in matematica e ha da fare ancora 8 anni. Proprio lui gli piasi, quando fa un conto e lo ha risolto, Una vittoria. è felice. Ma se i campionati Ma- però, ma c'ha pa' male. di matematica esiste Ha appena campionati. fatto una gara con l'istituto di tutte le seconde, infatti che ha vinto lui. Sa che è quel signor che noi conosciamo, che è campione, che fa i campionati mondiali, matematica, giudice, roba del genere, che è quel signor che fa gli anagrammi. Lui è un campione, non mi ricordo il nome adesso, me ne vergogno. Menes è il nome. Mene, si chiama Mene, Menelao si chiama, ma tutti lo chiamano Mene, e vergogno il cognome. Sì. Però sì, anche là quella roba comunque che fa le settimane enigmistiche, non so che te che finì un cruciverba, te che cambia la vita, però la soddisfazione.
go finire il crociere, basta, era per un appagamento personale, non so, perché a me matematica non è che mi fa schifo, però non ho nessun piacere. Non sono spinto. No. Beh, anche ti però comunque sono contorto, ti piace fare bottoni, robe, trovare soluzioni che... No. Guai se non No, ti esistessi, aspetta, Guai se non ti esistessi, Qua rientreremo nella pigrizia. macro categoria pigrizia che pilota la mia vita. Vabbè, però... Tutto là. Cioè, Secondo me si giustifica fino a un certo punto questa roba qua. Secondo me invece su quella roba là sono estremamente attivo e forte. E allora te vieni, te son bravo, te che vieni fuori, te risolvi i problemi, cioè te avrà una parte che è simile a quella dei matematici sì, in quel che campo. risolvi. Siccome quando ti spiega di fare un'imitazione di un personaggio, ti dici, però devo curare questo, mi dici, sono ben così, mi ti dico sì. Perché per il mio livello è molto più basso del ok, va bene, questo vuol che sia. No, non ti vedi che con le sopracciglia asimmetriche. No, ma non le sopracciglia asimmetriche, Cioè, ed è voi così, una qua e una qua. E mi se vado per dire che Max come sono? Una sopracciglia qua, una sopracciglia qua. Benissimo. Perché secondo me è bene, guarda che bene, secondo il mio giudizio è bene. Quindi dicevi, siamo arrivati alla pagina dei morti, adesso li leggeremo tutti. Ricordiamo il nome, colazione coi tumbani comunque, non monade. In diretta dal Tommaseo, è scritto sotto. E questa cosa qua, puntata 0, la rifaremo, che avremo le siglette, i titoli, tutto quanto. E sempre con gli stessi contenuti, Cioè noi questo No, no. l'avremmo detto, questo resta. Solo che cambiamo i titoli, le robe, però questo è. Importante. Meteo. Basta che ti si tagli le sopracciglia, non me le taglierò mai. Perché, no, sì, io ho bisogno del supporto di mia figlia per tagliare le sopracciglia. Bravi muri statistici che soddisfazione per la città intera e basta che tagli le sopracciglia, esatto. Ma basta, dai, soddisfazione. Per la ti senti soddisfatto di questa roba dei statistici? Non mi interessa. Cioè, un saluto agli amici statistici che bisogna tenerseli buoni. Perché questa è la foto? Dei statistici. Adesso mi mostra la foto e Flavio soffrirà tantissimo. Le foto dei statistici? Perché Flavio si immagina dei cinquantenni con dei occhiai No. sfigati. No, e invece, adesso ti mostro la foto e Flavio soffrirà Ma tantissimo. che soffrirò? Guardate, faccio vedere la foto. Sarà i soliti, no? Eccoli, guardi. Senza soluzioni, che cerca... Fammi guardare qua, c'è. Guardi lì bene. Ma sì, dai, se vedi, se tipici, statistici, C'è dei ragazzi che invece Flavio si immaginava dei vecchi che fa dei numeri e quindi adesso si è finita la sua vita. No, allora, erano dei bei ragazzi, normalissimi. È brutto anche. Come te ma sì, se persone normali, che è brutto. È brutto. dire anche normale. Cosa è normale e cosa non è normale? Questo sicuro che noi non lo siamo, questo è abbastanza. Notizie. Iozza Cragnosa abbiamo detto, pila per il porco per il mole ottavo. Che tra l'altro secondo me è meglio che tengi 8 milioni a parte dei 208 milioni per fare il festin. Cioè 200 milioni te fai il lavoro, 8 milioni teniamo noi per fare il festin. Teniamo noi? Facciamo il festin, organizziamo bene. Facciamo tutta una festa fatta bene, facciamo fattura. Organiche, facciamo fattura. Una fattura su 8 milioni. Sì. Organizzazione festa. Sì. Facciamo sui 8 milioni, facciamo fattura, facciamo sui 5 e dopo 3 parliamo. 3 parliamo. Comunque teniamola là. E allora facciamo sta festa, ci roba di qualità e non monade, ce l'abbiamo proprio roba. E tra l'altro abbiamo da ricordare che tra le proposte era anche quella di Max de Mallorca di fare un parco giochi nei vari moli, settimo, ottavo, dove che la gente va e vomita. Sì, è bello. Che se non sbaglio si chiamava Garbaland. È bellissimo. Però te mangi tantissimo. Potessi chiamare Garbaland il porco giochi, potessi essere. Sì. Piace? Te giri e te hai i sacchetti come in aereo, no? Sotto sopra che te vomiti. È un'attrazione turistica alla fine, cioè se come te va la parolaccia che ti insulta, te vai là, te sa che... Te vedi uno che mangia troppo e ti dici subito, ma come può essere? Cioè come può tenere? E dopo te lo guardi mentre che gira fino a quando c'è quel momento di spettacolo, no? Sì, che vomita a spruzzo. Ringraziamo il Tommaseo per questa elegante... Tra l'altro la mia idea di aggiungere l'idea di Max, che è sempre un grande, è che se che dia delle bibite, anche se acqua ma deve essere fosforescente,
in modo che quando che sei Ah, spruzzo, denote. anche la notturna acquista un fascino che chi può avere una roba del genere? No, Acquista un diventa fascino, storico. acquista un fascino. Molto importante è che venerdì viene agglomerate anche le rubriche meteo. Meteo. E adesso andremo a dirvi anche il meteo del weekend, che siamo oggi è il giorno venerdì 5 aprile. Adesso trovo subito un Il buon 5 meteo. aprile e andiamo verso sabato, domenica. Cerco un meteo 6, con bel 7. tempo, però. Cerco un meteo, sì, fazioso. Adesso vedremo come sia il meteo e dopodiché noi andremo a casa e riguarderemo questa puntata per capire se si vedi bene, se E si dicendo senti sempre, bene. ma guarda che bravi che siamo, Guarda che bravi, coccoli guarda che siamo, bella è la luce, Guarda che, che lavoro. che trovata. che bel nome. Che bel nome. Ieri lui mi ha parlato di un'indecisione su 2 nomi, però ieri mi ha detto, guarda, te sparo là un 5 nomi, e dopo lui si è soffermato più su questo, però era anche un altro che era coccolo, che non era male, che si chiama Caffè Scoretto, però Sì. colazione coi tumbani secondo me. Vabbè, Comunque, poi con una locandina del genere. vabbè, ciao. Se la vedi? Vediamo un Ciao. attimo se vedi Perché la ha locandina. stravinto. Fammi vedere se vedi la locandina. Apriamo un attimo, voi stai là che noi verifichiamo. Controllare che se senti, che se vedi, che se qualcuno... Non so se vedi. Come vede. Perché mi sta con sì, se vedi. È bellissima, ok, perfetto. Boh, questo test funziona. Ora No, elimini. guarda, devo dire che in questi giorni è il meteo, tutto quel che il segacciolto a Pasqua e il ne dà praticamente. Quindi sia sabato un po', cioè se belle oggi, se belle un pochettino più nuvoloso verso sera, bel domani e bel domenica alla fine. Tutto un tiro. Sì, notte più bruttini, ma chi se frega la notte? Ti dà problemi la notte? Che De non notte sia, dormo. cosa è scritto che non c'è soldi, no? Notte non c'è il sole. Ah, Mattina, pomeriggio e sera invece altra roba importante della quale dovremmo comunque accennare è che a breve, non mi ricordo che giorni che casca, sì, lunedì e martedì è la famosa eclisse che si vede dagli Stati Uniti, lunedì e martedì. o l'8 o il 9, no, sarà l'8 dove sia, sì. Lunedì, l'8 mi pare che sia, se sbaglio è il 9 dei due, comunque c'è questa eclisse che la dura, perché la dura dal lunedì, no, 4 minuti e 50 nei punti dove se la vedi più a lungo, insomma, e c'è in certi posti degli Stati Uniti dove che ha detto la gente fe scorta del cibo, scioglie tanto le maniere, portevelo via perché sarà lunghi e chiuse le scuole. Percorsi. Perché se troppa gente fa fuori I disi tutto. che può essere che in certi punti specifici, se veni troppo a calca le persone in quelle zone, che disi ce le vede venire prima, perché se i supermercati rischiano di svodarsi al tempo record. Secondo me, se quelle robe molto americane, insomma, che piace un pochettino, come che fa Lori un pochettino senza Un po' esagerato. accordo, un po' cagarla un pel fuori del bucaglio, insomma. Però approfondiremo questa cosa nella puntata del lunedì di Kuckerle, che vi racconterò che mi sono andato in Austria quando era l'eclissi totale del 98-99, quando era, e vi racconterò questa esperienza incredibile dell'eclissi totale, vera, quella proprio al 100%. E in più dobbiamo ricordare una roba importante, che al Tommaseo, al 26 di aprile, venerdì, faremo Non ti ha ragione. mini Sghiribiz, mini Sghiribiz da locale. Sghiribiz è uno spettacolo nel quale noi improvvisiamo tante robette, saremo me e Cernecca ovviamente, che lui tiene tutto il mondo nelle tue mani, e con Elisa Bombacigno e mia moglie Ornella Serafini, che la avrà delle doti, però se mia moglie è povera. Bisogna per forza... Per me sono sta cioè, siccome lei aveva tante doti artistiche, tante robe, se mettiamo un freno. sono arrivato Ed è arrivato proprio fuori nella sua vita per dire che sono arrivato a me. calmite, piano. E saremo a fare questo spettacolo di grandissima improvvisazione. Improvvisazione al punto che non è che è fake, cioè improvvisiamo, in realtà facciamo robe preparate, no, perché sarà la gente che tramite il sito ne manda i suggerimenti di cosa che dobbiamo fare dal vivo. Quindi anche se lo avete visto, noi faremo una roba diversa. Quindi vegni, anche perché insomma sei in una cornice, come si suol dire, in una cornice elegante
ed importante, Come e noi, storica per la nostra città. Che avevamo appena parlato del vomito Siamo in una cornice fosforescente. importante. 26 aprile, Sghiribizza, Camerieri Day. Cosa vuol dire Camerieri, Camerieri che Day? facciamo noi camerieri. Faremo voleva anche dire, quello, faremo anche ha ragione quello. Claudio. Faremo anche Era previsto tra l'altro già un abito da cameriere del Tommaseo, ovviamente, perché sei inutile che siamo qua con l'abito del cameriere del San Marco. L'altra volta che avevamo giapponesi, che avevamo Walter, Sì. che avevamo... Attenzione, è una roba che è nata qua e non potrà uscire da qua per un Esatto. lungo periodo, che Già. è Il ballerino. Roberto Boiler, proprio è il ballerino Roberto Boiler, in abiti da ballerino e improvvisando su cose Cioè voi cercavi di livello. di immaginare il Tommaseo, che avete capito come che è il Tommaseo, antico ristorante del Tommaseo, Sì, sì, tutto sì. bel curato, con le colonne, eccetera, e Roberto Boiler L'eleganza. a petto nudo che L'eleganza. fa un balletto. Petto nudo, gli addominali e prometto la tartaruga, perché la prometto. Zalaiera, sì. Quindi occhio, perché l'ASA è un numero alto, insomma, ed importante, che non ve lo dimenticherete. No, Questo sì, no, amico, questo sì. ancora sono in terapia da quella volta là. Tanto mi è appena scaduto il parcheggio, aspetta che lo rinnovo, va, che non mi arrivi qualche rinnovo il multazza. parcheggio. Mi invece che ho parcheggiato dentro là, come si chiama? Quel del porto, Che costa poco. sì, quel del porto il mutuo, come si chiama? Molo quarto. Molo quarto, ecco. E boh. Ricordatevi, quindi comunque prossima settimana torneremo qua venerdì Sì. a fare la vera prima puntata di questa E se trasmissione. sarete liberi venerdì mattina, voi sapete che alle ore io, noi siamo qua a fare la diretta. E Quindi siccome siamo potete vicini in Piazza Unità, cercheremo di coinvolgere anche degli ospiti e fargli domande scomode, soprattutto Sì. se politici da una parte o dall'altra. Dobbiamo cercare qualche politico e fare finalmente qualche cosa di serio. Che avevi Non le solite un'idea domande. di Genese per Coccola che viene invitati i politici, ma appena nomina qualcosa di politico, gli dà una punizione di qualche tipo. Gli devi mollare il prezzo di un caffè, nel senso che ogni volta che fa un po' di pubblicità e propaganda personale, caffè. 1,20 €, 1,20 €, adesso stavo sparando un prezzo, sarà là intorno, tac 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 tac, cioè, finché noi con quei Morte soldi non sopraggiunga. non se famo una villa. Questo è lo scopo finale. Noi vi ringraziamo di aver assistito a questa puntata zero collezione Sì. coi Tumbani. Prossimo venerdì di nuovo qua con la locandina vera, le siglette vere e un sacco di notizie vere. Ma anche quelle di oggi era vera, No, mica questa che era era finta. dell'altro anno. Era notizie comunque acciappate con le pinze perché si è puntata zero. Quindi Sì, cioè che leggiamo solo i titoli. È piccolo, non è vero. No. È un piccolo finto. No, infatti. Quindi, ragazzi, collezione coi Tumbani, puntata zero finisce qui e vi ringrazia. Sì. A breve altre meravigliose novità, ricordate di prenotare per il 26 qua a Sghiribizza perché vi divertirete de sciocca e non vi sarà, cioè è un spettacolo unico, quindi non sarà ripetibile e ripetuto, quindi è il modo ideale per darghe come si chiama? Un senso alla vostra vita. Alla vostra vita, come si dici? Un senso Darghe alla un vostra senso vita. alla vostra vita. Come no? si dici? E Per se vediamo giustificarla, cosa faccio in questo mondo? Ah, ecco. lunedì con Cuccherle alle ore 14. Grande ospite. Se anche il podcast lo trovè, come comincia a fare anche quello. Grande ospite. Ciao, amici. lunedì, mi raccomando, grandissimo.